Si è svolto stamani presso l'Aula Giglia della provincia di Agrigento un incontro voluto dalla prefettura di Agrigento, presente per l'appunto il prefetto Filippo Romano, con i rappresentanti dei vari comuni della nostra provincia, sindaci e segretari generali, al fine di approfondire le tematiche importanti aventi per oggetto bandi, finanziamenti per la rigenerazione, borghi storici e vari. I momenti di formazione, di informazione e di incontro sono sempre importanti. Questo in particolare è destinato a quell'iniziativa che molti chiamano, semplificando, le case a €1. Diciamo più seriamente, più in generale, che si parla di valorizzazione dei borghi. La Sicilia negli ultimi tempi ha conosciuto un grande successo sui social, su internet, un grande successo turistico perché ha un'immagine forte. La Sicilia è evocativa di tanto, ha dei simboli molto riconosciuti, dalla trinacria al carretto alla pasticceria. Ecco, questi segni, questi simboli fanno della Sicilia un'idea molto precisa nella mente del turista e possibilmente anche nella mente delle persone che decidono di trasferirsi anche in Sicilia e vivere la nostra realtà non più solo da turisti ma addirittura da nuovi cittadini, portando un'utile economia nei nostri borghi. Oggi ascoltiamo il sindaco di Mussomeli che ha una bella esperienza di successo da raccontare e quindi fra colleghi, per così dire, fra sindaci ci si informa, ci si forma e vi saranno anche dei formatori che parleranno di come utilizzare, intercettare prima e utilizzare poi i fondi a disposizione, finanziamenti pubblici europei o nazionali a disposizione per i comuni che vogliano lanciarsi in questa avventura. Ci tengo a dire alla fine che ringrazio molto i sindaci presenti perché questo incontro è fissato già da un mese, ma non potevamo pensare che oggi saremmo stati in una crisi climatica e anche dei trasporti con i 2 aeroporti chiusi così forte. Molti sindaci non sono potuti venire proprio per questo motivo. Su questa emergenza appunto lei mi ha dato il là. La prefettura come si sta muovendo? Noi l'emergenza la sentiamo soprattutto sui trasporti da e per Lampedusa e per i migranti e anche ovviamente per i villeggianti, per i turisti e per i residenti. Proprio di oggi per esempio il problema della mancata partenza ieri di un certo numero di camion che dovevano portare rifornimenti da Porto Empedocle a Lampedusa. Non c'entrano i migranti ovviamente perché la nave da Porto Empedocle viaggia vuota verso Lampedusa, tuttavia abbiamo affrontato con la compagnia il problema. Se entro oggi non sarà risolto con la nave Galaxy chiederemo, anzi abbiamo già chiesto e ottenuto per domani l'eventuale cambio di nave, quindi i rifornimenti per Lampedusa saranno assicurati. Era previsto anche un incontro sull'abusivismo con alcuni sindaci, sì, ma è stato posticipato a settembre. È stato posticipato a settembre perché la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo ce lo ha richiesto per motivi organizzativi loro. Noi ovviamente siamo sempre a disposizione. Si tratta di trovare i soldi e i modi per abbattere quegli immobili abusivi che ancora sfregiano le nostre coste e i nostri paesaggi. Si ricollega al tema di oggi perché se vogliamo vendere un territorio dobbiamo vendere un territorio che sia bello, che sia all'altezza del nome che porta. Sindaco, un importante incontro oggi per discutere dei fondi che sono necessari per lo sviluppo del territorio. Ecco, Bivona in questo senso ha voluto partecipare insieme ad altri sindaci, cosa ne pensa di questa iniziativa? Penso che sia una bellissima iniziativa, ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per averci dato questa possibilità di confrontarci con gli altri sindaci anche di altri territori su quello che è la valorizzazione dei borghi. Ormai noi assistiamo a uno spopolamento soprattutto nelle aree interne e dobbiamo mettere in campo tutte quelle azioni importanti anche attraverso i finanziamenti, attraverso le iniziative, quelle delle case €1, come ci sta raccontando il sindaco di Mussomeli, per cercare di ripopolare i borghi. Bivona è stato beneficiario assieme ad altri comuni della provincia di Agrigento di un progetto, di un finanziamento importante sulla valorizzazione dei borghi di €1.700.000, che tratta sia una parte infrastrutturale e un'altra parte di rigenerazione culturale. Accanto a questo abbiamo avuto un finanziamento di €1 milione proprio in favore delle
associazioni e delle imprese fino a un massimo di 75.000 euro per il 100% a fondo perduto per le donne, 90% a fondo perduto per gli uomini. Quindi questo ci consentirà di mettere in campo delle iniziative imprenditoriali che possono dare respiro al nostro territorio. Quindi ringrazio ancora Sua Eccellenza per queste opportunità, perché ha programmato tutta una serie di riunioni che vanno dalla valorizzazione dei borghi ai finanziamenti del PNRR e tanto altro che interessa agli enti locali.